La Federalberghi di Agrigento vuole informare con questa sua nota le strutture ricettive del nostro territorio, ma anche i cittadini, di quanto sta accadendo. Diversi alberghi, bed and breakfast della nostra provincia sono stati recentemente presi di mira da individui che si spacciano per appartenenti alle forze dell'ordine, al fine di effettuare false prenotazioni, meglio conosciuta come la truffa del finto carabiniere. Il modus operandi dei truffatori è il seguente: il malintenzionato contatta telefonicamente l'albergo o il bed and breakfast, dichiarando di essere un carabiniere che deve prenotare una stanza per conto di un collega o di un familiare, spesso fornendo dettagli apparentemente plausibili e urgenti per giustificare la prenotazione. Una volta effettuata, i truffatori chiedono il pagamento anticipato o il rilascio di dati sensibili per poi scomparire una volta ottenuto il denaro o le informazioni richieste. La Federalberghi di Agrigento esorta quindi tutti gli albergatori a essere estremamente vigili, non fornire alcun tipo di informazione a pagamento prima di aver verificato l'autenticità dell'identità della persona che effettua la prenotazione. Si consiglia pertanto di adottare misure preventive, richiedere una conferma scritta ufficiale tramite un'email istituzionale o contattare direttamente le forze dell'ordine locali in caso di eventuali dubbi. La sicurezza delle nostre strutture e dei nostri ospiti è una priorità assoluta, ha dichiarato Francesco Picarella, presidente di Federalberghi Agrigento. Invitiamo tutti a prestare la massima attenzione, a segnalare qualsiasi attività sospetta alle autorità competenti. La Federalberghi Agrigento, afferma Picarella, continuerà a monitorare la situazione, a fornire aggiornamenti a supporto delle strutture ricettive. Per qualsiasi necessità possono contattare direttamente la sede di Federalberghi Agrigento presso la Confcommercio.